Ci troviamo in salita a Cedassamare. Abbiamo deciso di frazionarla per creare 3 unità abitative e venderle separatamente. Vogliamo farvi vedere alcuni particolari che riguardano la mansarda all'ultimo piano. La piscina è già oggi perfettamente funzionante, però comunque il proprietario a suo carico decide di ripristinare sia la parte relativa al motore che la parte relativa appunto alla zona estetica della piscina. Qui invece ci troviamo all'ultimo piano. Qui verrà realizzato un bellissimo bilocale. Si potrà accedere all'appartamento sempre attraverso l'ascensore interno. Avrà un bellissimo angolo cottura a vista. Troveremo questa splendida terrazza a vasca. Ha una buonissima dimensione e direi che non serve descrivere l'affaccio. Le terrazze hanno sicuramente un valore per la loro vista, ma ricordiamoci sempre che una terrazza non ha un grande valore se non ha privacy. E in questa terrazza non c'è nessuno che guarda dentro. Da questa angolazione riusciamo forse un pochino a spiegarvi come verrà sviluppato questo appartamento. Adesso ci troviamo in quella che è la cameretta del piano mansardato. Questa parete dove vedete questo armadio verde verrà completamente eliminata per proseguire fino in fondo alla casa. Qui ci troviamo dall'altra parte della parete, nell'attuale cameretta. Questa parete verrà completamente eliminata, ci andremo quindi ad unire all'attuale camera e verrà tutto un grande soggiorno che prenderà questi 2 lucernai molto ampi con la finestra che affaccia verso la zona della piscina. Il bagno attualmente è il più grande della casa ed è diviso, separato dalla zona WC. La zona della camera da letto invece rimarrà pressoché uguale, nel senso che avremo sempre questa zona di armadi e la camera da letto con una finestra molto ampia. La cosa bella della camera da letto è che anche se è mansardata, come vedete, parliamo di altezze molto importanti, sia nel punto più alto che anche nel punto dove troviamo il letto. L'appartamento godrà anche di 2 posti macchina, uno interno al cortile della casa e uno nella zona sotto la piscina.